tanco del 1997 e quello del 2014 hanno lasciato Casale di Scodosia per Brescia, sequestrati dalla magistratura. Entrambi i mezzi portano in qualche modo a Flavio Contin, 71 anni, abitante in paese, uno dei serenissimi che l'8 maggio 1997 salirono sul campanile di San Marco. Da poco più di un mese teneva parcheggiato nel giardino di casa il vecchio mezzo comprato all'asta nel 2006 per 6.600 euro da un gruppo di cosiddetti patrioti veneti. Pare sia stato sempre Flavio Contin a prendere in affitto il capannone, che per non venire controllato sembra non avesse gli allacciamenti a luce, gas e acqua, dove è stato allestito il nuovo tanco, stavolta armato. Ma a Casale di Scodosia, piccolo centro vicino a Montagnana, famoso per l'artigianato del mobile, oggi in grande difficoltà, si stenta a credere che Contin e gli altri arrestati avessero intenzioni violente. Quei ragazzi sono bravi ragazzi che lavorano e basta. Però perché preparano un Caterpillar con Ma la no, che benna? Caterpillar che ha fatto una brava provata che... Di povera gente, hanno fatto la quinta elementare. Ma avranno anche le loro idee, però cosa vuol dire questo? Magari volevano nuovamente tornare sul campanile. No. Perché no? Perché non sono all'attesa di fare certe cose. Ma magari preparavano per qualcun altro. Ma no. Ma io non penso sia gente cattiva, anzi le conosciamo, è sempre stata apprezzata qui in paese, tipiche persone a posto, guarda, non c'è niente da dire. Può darsi, non so insieme cosa crea questa gente. Comunque, come al solito, deve fare un casino con tutti i problemi che c'è in Italia. Guarda dove va sprecata energia. Ma per me ha fatto male. Dobbiamo restare anche tranquilli, non so cosa vogliono fare perlomeno. Non sa niente nessuno qua a Casale. Non sa niente nessuno.